Per noi Italia dei Valori 2014 è l'anno zero della nuova Italia dei Valori, si presenta con il suo simbolo e da sola, perché rispetta le regole del gioco e non vuole fare il gioco delle tre carte con le aggregazioni di comodo che stanno nascendo in questi ultimi giorni. Cioè, posto che c'è uno sbarramento, facciamo finta di stare insieme fino al 25, il giorno dopo ognuno se ne va per conto suo, ma almeno in questo modo superiamo lo sbarramento. A chi ci chiede ma ce la fate a raggiungere il 4%, noi rispondiamo c'è un solo modo per tentare di riuscirci, è quello di provarci. A noi questa Europa non piace e quindi noi quello che vogliamo è essere europei, non tedeschi. Significa che vogliamo un'Europa della solidarietà dove i paesi più forti aiutano i più deboli a diventare più forti. Il nostro progetto è fatto da persone normali con buone idee, convinti come siamo che non sono certo i giullari a risolvere i problemi del Paese. In conferenza ha detto che l'Italia non ha bisogno di giullari, si riferiva a Beppe Grillo. Noi crediamo di sì, c'è chi ha presentato i propri rappresentanti in Parlamento ma non ha concluso assolutamente nulla. Noi dell'Italia dei Valori siamo stati in Parlamento e abbiamo fatto un lavoro e abbiamo realizzato quello che i cittadini volevano, a partire dal no al nucleare, no al legittimo impedimento, tutti argomenti che hanno portato a bene ai cittadini italiani. Quindi riteniamo che ci vogliano persone normali che portino avanti buone idee. L'Italia dei Valori questo fa e sta facendo e farà anche in Europa. Abbiamo già dimostrato in Europa di lavorare bene con i nostri parlamentari. Riteniamo che le idee debbano essere chiare e forti e avere ad oggetto i cittadini. Un'Europa così non ci piace, noi vogliamo un'Europa della solidarietà dove il paese più forte aiuta il più debole a diventare più forte e da questo punto di vista, uno, contratto collettivo di lavoro europeo, stessi diritti ai lavoratori italiani e ai lavoratori del resto d'Europa e non è possibile che in Italia si guadagni 1.500 euro mentre in Europa la media sia 2.200-2.300 euro. Secondo, imprese italiane, fisco europeo, per fare in modo che le imprese italiane siano tassate al pari di quelle europee e non al doppio, come accade in questo momento cancellandole dal mercato europeo. Terzo, una tutela dell'ambiente che punti alla green economy e al green jobs per fare in modo che su quello si costruisca sviluppo. No al nucleare, non solo in Italia, e grazie al nostro referendum questo non è oggi possibile, ma no al nucleare in Europa e no agli OGM, sì alla qualità della vita. Questo è quello a cui noi vogliamo puntare e da ultimo no a un'Europa delle banche e dei banchieri, ma a un'Europa dei cittadini. Prevediamo l'istituzione di un tasso di usura europeo per fare in modo che 5 punti in più del tasso della BCE sia usura e quindi le banche debbano fare il credito a meno che non sia il 5%. L'Italia dei Valori è cambiata, l'Italia dei Valori è spersonalizzata, l'Italia dei Valori non rinunzia al suo DNA. Legalità e questione morale nel nostro Paese non sono affermate, c'è ancora molto da fare. Se la corruzione costa 60 miliardi di euro l'anno, se c'è una evasione fiscale ai massimi livelli, evidentemente il lavoro dell'Italia dei Valori deve continuare, partendo da quello di buono che abbiamo fatto, ma rilanciando sui temi dell'economia, del lavoro, della tutela delle fasce sociali più deboli, che è fondamentale per costruire una nuova Italia e una nuova Europa.